Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Maltempo, allerta rossa nel versante orientale della Sicilia, scuole chiuse in diverse località, l'assessore Aricò, uscite solo per necessità. Calma apparente a Catania che si prepara a nuove precipitazioni. Monitorati i corsi d'acqua, preoccupa la situazione nella zona industriale. Un'altra tragedia sfiorata, protagonista una giovanissima a Palermo, una ragazza di 15 anni si è lanciata dal balcone di casa. Per fortuna non è in pericolo di vita, ignote le cause del grave gesto. Ancora tante lacune sulle ultime ore di vita di Lari, la quindicenne trovata impiccata a Piazza Armerina. La legale della famiglia, valuteremo come muoverci dopo l'autopsia prevista per domani. Frode fiscale con fatture false e contributi per dipendenti mai pagati. A Catania scoperta l'attività illecita di imprese turistico-alberghiere attive in tutta la Sicilia. 15 arresti, 8 milioni di euro sequestrati. La nipote di Messina Denaro, Lorenza Guttadauro, adesso lavora al Ministero dell'Istruzione, assunta perché ha vinto un concorso, la precisazione ufficiale. La donna, legale dello zio fino alla morte, si è cancellata dall'albo degli avvocati. Sciopero a Ragusa dei lavoratori dello stabilimento Eni Versalis contro la chiusura dell'impianto. Intanto dal Tribunale del Riesame di Roma arriva lo stop al depuratore di Priolo. Schifani, sono a rischio migliaia di posti di lavoro. Massiccia richiesta di vaccini contro l'influenza, ma a Palermo le dosi scarseggiano. A gonfie vele invece la campagna a Catania. Calcio, Catania senza scusanti, 3 punti nelle ultime 5 partite, in un mese ha perso consapevolezza e adesso deve andare alle radici della crisi. Bentrovati, siamo al maltempo, calma apparente a Catania, in allerta rossa con le scuole chiuse, monitorati i corsi d'acqua. Preoccupa la situazione nella zona industriale con le zone trasformate, con le strade, scusate, trasformate in laghi. Viabilità senza alternative, i lavoratori e gli imprenditori sono letteralmente disperati. Tonino De Mana. È uno stato di calma apparente, anche se l'allerta rossa a Catania impone cautela e massima attenzione. Dal centro storico alla zona industriale si contano i danni e si fanno sopralluoghi. Osservati speciali torrenti, qui siamo a Santa Maria Goretti e l'asfalto che, a causa delle piogge, si sbriciola lasciando autentiche voragini. E se da un lato l'assessore Aricò consiglia di evitare spostamenti, dall'altro l'ordinanza del sindaco Trantino impone lo stop ai mezzi a 2 ruote, inevitabile per le condizioni del selciato. Qui siamo in prossimità degli archi della Marina. Ma è la zona industriale a pagare un prezzo pesante, con le strade trasformate in laghi o fiumi, difficili da percorrere o da guardare con le macchine. Il ponte chiuso per pericolo crolli, lo ricorderete, lo avevamo denunciato il mese scorso durante un servizio DG, non è percorribile, ma le strade alternative sono ancora più rischiose. Qualcuno, a suo rischio e pericolo, sposta le transenne e passa, il tutto per evitare un giro alternativo annacquato. Molti hanno avuto anche dei danni alle macchine stesse. Con l'acqua chiaramente queste buche non sono più visibili, molti lavoratori ci sono finiti e per andare al lavoro e guadagnarsi la giornata invece ci hanno rimesso le macchine. E si leva alto il grido d'allarme di alcuni imprenditori. Ora abbiamo chiuso pure il ponte e di conseguenza non passa più nessuno. Siamo veramente commercialmente sotto zero in ginocchio. Se questo è l'andazzo io sono costretto a dover chiudere e spostarmi da un'altra parte più facile da raggiungere. Scuole, parchi e ville chiusi, allagato anche l'anfiteatro romano in piazza Sesicoro, decine di negozi allagati in via Etnea, la CITEC sollecita ristori. Abbiamo le cantine, i negozi allagati. Questo è un problema che ormai non si può più tirare avanti. Ogni volta che piove ci sono danni solo per il centro storico che sono tantissimi, non ne possiamo più. E il cielo non promette nulla di buono.
Ma l'allerta meteo attraversa un po' tutta la Sicilia. L'assessore regionale Aricò, avete sentito, ha invitato stamattina a non uscire di casa se non per motivi urgenti. L'esperto meteo a Buongiorno Sicilia dice che i temporali sono poco prevedibili da localizzare in anticipo. Giusy Lazzara. La Sicilia alle prese con l'allerta meteo che attraversa tutti i versanti. Pioggia e vento mettono in ginocchio anche gli spostamenti. Così l'assessore regionale alle infrastrutture Aricò raccomanda, per chi si muove, di uscire da casa soltanto per necessità. Il maltempo comunque non lascia tregua. Questi sistemi temporaleschi sono in grado di svilupparsi, provengono soprattutto dal mare, di svilupparsi anche nel giro di pochissime ore con una prevedibilità sulla localizzazione che è piuttosto bassa. Ecco. Maggiormente colpita dalla pioggia in queste ore la zona ionica. In quest'area della Sicilia orientale praticamente nel giro di un mese è piovuto in alcune zone quanto era piovuto nei 12 mesi precedenti. La siccità che pesa da mesi ormai non vede ancora una soluzione vicina. La pioggia che è caduta nei mesi di settembre e di ottobre, non è stata poi così scarsa, però ha incontrato terreni molto secchi che hanno assorbito praticamente tutta la pioggia caduta. Ecco, è necessario che i suoli si saturino dal punto di vista idrico per cominciare a rilasciare acqua nel reticolo idrografico che va ad alimentare gli invasi. Disagi anche per gli spettacoli, con alcuni teatri e cinema che oggi resteranno chiusi. Il direttore Pasotti, ricordiamo, è stato ospite stamane di Buongiorno Sicilia. Cambiamo argomento. A Palermo una ragazza di 15 anni si è lanciata dal balcone di casa, soccorsa e trasportata in ospedale. Per fortuna non è in pericolo di vita, sono ignote le cause del grave gesto e purtroppo aumentano in Sicilia drammatici casi simili. Marco Gullà. Non si sa perché lo ha fatto, c'è ancora un velo di mistero sulle cause che hanno portato una ragazzina di 15 anni a lanciarsi dal proprio balcone al quinto piano della sua abitazione nel centro di Palermo. Per fortuna non è in pericolo di vita, anche perché le lamiere di un box dove la ragazza è precipitata hanno attutito il colpo. Ha riportato solamente qualche frattura e alcune scoriazioni, ma nulla di grave. La giovane era cosciente quando sono intervenuti i vigili del fuoco che l'hanno immediatamente soccorsa. Ne avrà per qualche giorno e poi potrà tornare a casa. Adesso la polizia, che coordina le indagini, lavora per capire cosa ha spinto l'adolescente a tentare un gesto così estremo. Una situazione preoccupante. I casi in Sicilia sono purtroppo in aumento. L'ultimo quello di Piazza Armerina con la morte della giovane Lari. A ottobre invece una ragazzina di 14 anni a Palermo si è lanciata dal secondo piano di un palazzo, pare perché bullizzata a scuola. Una ragazzina di 15 anni invece settimane fa ha tentato di uccidersi a Piazza Castelnuovo, sempre a Palermo, ingerendo diversi farmaci. E poi il 5 novembre scorso una ragazza di 22 anni è precipitata dal balcone del suo appartamento al terzo piano a Mazara del Vallo. Sono drammi davvero che lasciano senza fiato. Intanto restano ancora tante lacune sulle ultime ore di vita di Lari, la quindicenne trovata impiccata a Piazza Armerina. La legale della famiglia chiede il rispetto della privacy e dice: valuteremo come muoverci dopo l'autopsia. L'esame è previsto per domani. Luca Ciliberti. All'esito comunque dell'autopsia la famiglia valuterà se sporgere una denuncia e eventualmente quale ipotesi di reato individuare. Occhi lucidi, dolore palpabile, voglia di verità. Domani l'autopsia sul corpo di Lari chiarirà se ci sono altri elementi sconosciuti alle indagini. Non credo al suicidio di mia figlia, perché mia figlia era una ragazza molto solare, aveva tantissimi progetti e no. È trascorsa una settimana dalla morte della ragazzina di 15 anni trovata impiccata a Piazza Armerina, nell'Ennese. La famiglia non si rassegna al suicidio spontaneo, pensa che ci sia altro. Giustizia. Punto e fine. C'era proprio solo esclusivamente giustizia. Ed è per questo che invitano tutti a collaborare. Un appello lanciato nei giorni scorsi anche dalla Procura dei minorenni di Caltanissetta, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Bullismo è un'altra cosa. Bullismo tu prendi una persona che
magari al di fuori Era comunque ha troppo. qualcosina in meno Era di te, troppo, tu tendi, troppo le bella, persone troppo ignoranti intelligente, tendono già a prenderle un po' in troppo giro brava. queste persone, diciamo. Questo non è bullismo, questa è invidia, che è tutto un altro discorso. Al momento tutti gli elementi delle indagini sono segretati, così la famiglia, tramite il suo legale, chiede a tutti di non interferire e di rispettare il proprio dolore. L'indagine è secretata tecnicamente per c'è un motivo. La mattina della sua morte la ragazza aveva avuto un violento diverbio con una coetanea nei corridoi del liceo a cui avevano partecipato anche altri compagni. La comunità di Piazza Armerina è scossa ed è evidente che in questo caso ci sono ancora tante lacune da colmare. Frode del fisco con fatture false e contributi per dipendenti mai pagati. A Catania la Guardia di Finanza scopre l'attività illecita di imprese del settore turistico alberghiero presenti in tutta la Sicilia. 15 arresti, 8 milioni di euro sequestrati. Giusy Lazzara. Era nata con una mission: frodare il fisco e lucrare sui contributi per i dipendenti attraverso gli stratagemmi più disparati. C'è tutto questo nell'inchiesta della Procura di Catania, che ha scoperto l'attività illecita di imprese del settore turistico alberghiero di Sicilia, Calabria e Lazio. La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, 29 gli indagati. Negli ultimi 5 anni il giro di fatture false per una frode che la Guardia di Finanza ha calcolato di oltre 69 milioni di IVA aveva già garantito profitti illeciti all'associazione per oltre 8 milioni di euro che adesso sono stati sequestrati, la metà dei quali veniva data agli organizzatori sotto compensi professionali, stipendi e rimborsi spese. Il meccanismo di frode era ben collaudato, prevedeva la costituzione di consorzi e società affiliate, tutte senza una propria organizzazione e priva di mezzi. Secondo l'accusa, i prestanome, spesso nullatenenti, assumevano fittiziamente manodopera da altre aziende. In realtà i lavoratori non avrebbero mutato né sede lavorativa né qualifica, rimanendo sempre nella stessa azienda. Una finta esternalizzazione per aggiudicarsi i vantaggi dello scarico dei contributi per un'attività mai esistita. Era diventato un allarme sociale per gli abitanti di Caltanissetta. Almeno 10 gli scippi riconducibili alla stessa persona. In un video della polizia si vede rapinare 2 giovanissimi e sfilare in modo furtivo il portafogli a un anziano. È stato identificato e finalmente arrestato. È un gambiano di 26 anni, Desiree Ferlito. Si avvicinava in modo furtivo alle sue vittime, sempre con lo stesso modus operandi. Lo vedete in queste immagini fornite dalla polizia di Caltanissetta aggredire 2 giovani fermi a un distributore alimentare. Spintona il ragazzo per poi impossessarsi dello zaino della ragazza, che strattona con particolare violenza. Qui lo vediamo invece seguire un anziano per sfilargli il portafogli e fuggire approfittando della vulnerabilità dell'uomo. La polizia di Caltanissetta ha arrestato un pregiudicato di 26 anni senza fissa dimora, di nazionalità gambiana. Gli episodi di scippi e rapine a lui ricondotte sarebbero almeno 10, tanto da destare particolarmente allarme sociale nel territorio nisseno. Grazie alle molteplici acquisizioni e analisi dei sistemi di videosorveglianza installati lungo le vie della città, per gli investigatori della squadra mobile è stato possibile risalire all'identità del cittadino straniero, successivamente riconosciuto quale autore dei reati, anche grazie all'individuazione fotografica di alcune delle vittime. La nipote di Matteo Messina Denaro, Lorenza Guttadauro, adesso lavora al Ministero dell'Istruzione. Assunta perché ha vinto un concorso, è la precisazione ufficiale. La donna, che si è cancellata dall'albo degli avvocati, è stata la legale dello zio fino alla sua morte. Ora vive a Roma. Laura Spanò. Si è cancellata dall'albo degli avvocati, si è trasferita a Roma, dove è stata assunta al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Lei è Lorenza Guttadauro, la nipote di Matteo Messina Denaro. Lorenza Guttadauro si è occupata a lungo degli interessi legali dello zio, seguendo anche gli adempimenti burocratici dopo la sua morte avvenuta il 25 settembre 2023, ma da qualche tempo la nipote di Messina Denaro si è trasferita a Roma e lavora presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, dove avrebbe un incarico all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Lazio, assunta, precisa il MIUR, a seguito di concorso ed è impiegata presso l'ufficio pensione di un'articolazione provinciale. Lorenza è figlia del capomafia palermitano Filippo Guttadauro e di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss di Castelvetrano. Rosalia è stata condannata a luglio a 14 anni di carcere con l'accusa di aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura gestendo i pizzini, con la quale l'ex padrino riusciva a mantenere rapporti con la cerchia di solidali più fidati. Nel tempo la nipote di Messina Denaro ha seguito gli interessi legali della famiglia, ma anche quelli del marito Luca Bellomo, tornato in libertà per buona condotta. Fu anche accusata dall'allora sostituto procuratore Maurizio Agnello di avere fornito un falso alibi al coniuge dicendo al telefono che era a casa invece era fuori. Queste telefonate forniscono chiari elementi della consapevolezza di Lorenza Guttadauro in ordine alle attività criminali svolte da Bellomo in favore della famiglia, ha aggiunto inoltre la procura. L'ultimo incarico è stato la difesa dello zio Matteo. Intanto le indagini alla ricerca di protettori e favoreggiatori della latitanza del boss continuano, così come quelle sulla famiglia Messina Denaro, alla ricerca dei segreti di cui il boss sicuramente ha messo a conoscenza i più intimi. Sciopero a Ragusa dei lavoratori dello stabilimento Eni Versalis contro la chiusura dell'impianto. E intanto dal Tribunale del Riesame di Roma arriva lo stop al depuratore di Priolo e il presidente Schifani dice: così sono a rischio migliaia di posti di lavoro. Veronica Barbarino. I lavoratori dello stabilimento Eni Versalis di Ragusa e delle aziende dell'indotto hanno incrociato le braccia e manifestato questa mattina insieme ai sindacati della chimica e alle istituzioni per dire no alla chiusura fissata al 31 dicembre. A Ragusa si teme il futuro di 130 lavoratori del diretto, oltre a un numero imprecisato di occupati nell'indotto che fattura milioni di euro. Ad oggi noi siamo a conoscenza solo di un piano di dismissione. L'azienda dice che comunque questa cosa non interesserà il lavoratore diretto, ma ovviamente c'è un problema che va oltre al lavoratore diretto. Intanto non sappiamo nemmeno cosa dovranno fare questi lavoratori, ma è chiaro che comunque c'è poi tutta una parte che ruota attorno allo stabilimento che ad oggi non ha nessuna risposta se non quello di una prospettiva di disoccupazione. Una situazione non semplice, tanta l'incertezza tra i lavoratori. Io personalmente ho 30 anni che sono dipendente e quindi giustamente non sappiamo a 50 anni dove saremo, se saremo chiusi, se saremo trasferiti. Non ci sono notizie certe sul nostro avvenire. Ci dicono che chiudono tutto senza nessun preavviso prima. Siamo in aria tutti. Intanto il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato lo stop al depuratore di Priolo Gargallo. Il ministro Urso la definisce una decisione gravissima che mina la stabilità e il futuro dell'intera area industriale, compromettendo il destino di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie. A condividere le stesse preoccupazioni anche il governatore Schifani, che sottolinea inoltre come questa decisione rischi di compromettere la stabilità economica e sociale di un'intera area strategica per la nostra regione. Carenze igieniche e strutturali in una mensa scolastica su 4. Lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo sanità in tutta Italia. Per quanto riguarda la Sicilia invece arrivano 50 milioni di euro per realizzare 85 nuove mense e la parte del Leone la fa il catanese Manlio Viola. Mense scolastiche nel mirino dei carabinieri del NAS. Il nucleo specializzato del Ministero della Salute ha riscontrato irregolarità in una mensa su 4. Si va dalle carenze più gravi, quelle come strutturali o la presenza di insetti ed escrementi dei roditori, fino ai pasti carenti per quantità e qualità o alla mancata tracciabilità dei prodotti utilizzati. Nel complesso sono state accertate 225 violazioni amministrative o penali, irrogate sanzioni pecuniarie per 130.000 euro. La situazione è generalizzata a livello nazionale, ma in Sicilia le carenze riguardano soprattutto le strutture, laddove le mense ci sono. Intanto arrivano 50 milioni di euro nell'isola per realizzare proprio mense scolastiche in 85 istituti. Si tratta di fondi ottenuti con la rimodulazione delle risorse del PNRR. La provincia a fare la parte del Leone è quella di Catania, che potrà contare su quasi 12 milioni e mezzo, con particolare attenzione riservata a Mister Bianco, Biancavilla e Paternò. Segue la provincia di Agrigento con 8 milioni e mezzo o poco più di euro, mentre solo terza è Palermo con 7 milioni e 800 mila euro. 4 le nuove mense che saranno realizzate per ciascuno dei comuni catanesi, ma gli importi più consistenti vanno a Paternò, seguita da Biancavilla, mentre Mister Bianco recupererà soprattutto spazi esterni inutilizzati. Una boccata d'ossigeno nel settore anche per l'Agrigentino e il Palermitano.
A Gela entro dicembre saranno distribuiti 350 quintali di alimenti a oltre 2.000 famiglie in difficoltà, un aiuto prezioso per chi ha perso il reddito di cittadinanza, per le associazioni locali che risparmieranno risorse e tempo. Gerry Italia. A Gela entro la fine del 2024 7 strutture caritative distribuiranno 350 tonnellate di alimenti a 2.205 famiglie, supportando un totale di 6.115 persone in condizioni di fragilità. Il progetto è frutto di un protocollo di cooperazione tra la Fondazione Banco Alimentare Ollus, Banco Alimentare della Sicilia ed Eni, con il coinvolgimento delle sue controllate Enimed, la bioraffineria di Gela ed Eni Rewind. Avviato a maggio 2023, l'accordo prevedeva inizialmente 285.000 kg di cibo per un totale di 570.000 pasti. Adesso, grazie alla proroga fino a dicembre 2024, la quantità è salita a 350.000 kg, pari a 700.000 pasti, aumentando così il supporto del 23%. Un'iniziativa che non solo fornisce un sostegno concreto alle famiglie più indigenti, molte di loro rimaste senza il reddito di cittadinanza, ma offre anche una boccata di ossigeno alle associazioni locali, come ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Valeria Caci, grazie alla consegna diretta delle derrate in città. Proprio in questo momento in cui non abbiamo più il reddito di cittadinanza, ma comunque abbiamo sempre il reddito di inclusione che sta aiutando le famiglie gelesi, è importante in questo periodo anche perché non ci saranno costi per le associazioni, in quanto i rifornimenti verranno fatti direttamente nella nostra città e quindi le associazioni non dovranno più spostarsi per prendere le derrate alimentari. Il trasporto diretto delle derrate senza passaggi dal magazzino di Catania diventa anche un vantaggio dal punto di vista ambientale. Meno CO2, più tempo per i volontari e risparmi economici che si traducono in maggiori risorse a favore di chi è in difficoltà. Una strategia che integrerà solidarietà, sostenibilità e un'economia circolare a beneficio dell'intero territorio. Tempo di influenza, massiccia la richiesta di vaccini, ma a Palermo le dosi scarseggiano, diciamo così. A gonfie vele invece la campagna a Catania. Roberta Lunghi. È partita il 14 ottobre in Sicilia, come da decreto assessoriale, la campagna vaccinale anti-influenzale per un virus che si preannuncia particolarmente aggressivo. L'adesione dei medici di famiglia che possono praticare il siero è pressoché totale e se su Catania i quasi 800 medici di base non lamentano ritardi nella consegna da parte dell'ASP delle fiale, così come le circa 70 farmacie convenzionate sul territorio, lo stesso non accade a Palermo, dove invece si lamentano ritardi nella distribuzione, tanto che i medici di famiglia, anche qui aderenti quasi al 100% alla campagna, si sono rivolti in una lettera alla Regione. Oltre all'inizio della distribuzione ai medici di base, avviato solo il 28 ottobre su Palermo, c'è il problema della quantità di fiale messe a disposizione inferiore alle esigenze del 60%. Questa situazione si deve risolvere. Il vaccino a noi serve e serve in tempi rapidi per avere la massima adesione dei nostri pazienti. Un fatto che potrebbe limitare il rapporto tra paziente e medico di famiglia, oltre che ledere la credibilità degli studi del proprio medico come riferimento per la prevenzione. Siamo assolutamente convinti, come anche per altre situazioni, che il nostro ruolo sia assolutamente determinante per il successo di una campagna vaccinale. Ritardi da compensare a Palermo e campagna che procede regolarmente sul territorio regionale con maggiore attenzione quest'anno da parte dei cittadini alla copertura dalla cosiddetta australiana, gratuita per i bambini sotto i 6 anni, ultrasessantenni e persone fragili. È il momento della nostra breve pausa, tra poco per il calcio, fari puntati sul Catania e la sua crisi. State con noi, vi aspettiamo. Una commemorazione del governatore Schifani con profonda commozione, dice il presidente della regione. Ricordiamo oggi i nostri connazionali caduti in missione di pace a Nassiriya, sacrificando la propria vita per la sicurezza e la libertà altrui. È una ricorrenza che ci chiama come italiani, dice ancora Schifani, a tenere viva la memoria di un dolore
che appartiene a tutto il paese e alla Sicilia in particolare. Adesso siamo al calcio, un Catania senza anima nel primo tempo di Crotone, lo specchio che riflette il volto attuale dei rossazzurri, lontano anni luce dall'impressione che avevano dato di se stessi fino a un mese fa. Marco Carli. I numeri parlano chiaro, ci sono 2 Catania in questa stagione, quello delle prime 9 giornate e quello di adesso. Bisogna vedere qual è la vera versione e soprattutto come tornare al recente passato. Un mese esatto, vittoria per 2-0 con l'Altamura, esattamente nella settimana in cui i rossazzurri avevano ricevuto il punto di penalizzazione. Ebbene, al termine di quella giornata, la nona, gli etnei sono a 2 lunghezze dalla vetta. Nella giornata precedente, l'8ª, il punto dalle prime della classe era uno solo. Questa è invece la situazione adesso. 9 punti dalla capolista, 9° posto in classifica, un crollo nei risultati, ovvio, dovuto a vari fattori. Il mercato e la preparazione a 2 velocità di un'estate pesante, o gli infortuni, certamente, di Tacchio e Sturaro i più gravi, ma il primo è uscito di scena alla terza con la Juventus Next Gen e il secondo alla sesta col Cerignola. Dunque le assenze sono importanti ma non spiegano tutto. I tempi regalati agli avversari, vedi Crotone o per certi versi Foggia, i gol mancati, vedi la gara col Messina, le partite nate male e finite peggio, Latina. A proposito, proprio la gara con i razziali è uno spartiacque negativo, un match che sulla carta doveva riavvicinare i rossazzurri alla vetta ha tolto consapevolezza e di conseguenza compattezza. Il gruppo è la componente fondamentale, un gruppo solido non si sfalda come è successo nel primo tempo di Crotone. L'esempio è il primo gol di Silva che va al di là dell'errore di Adamonis, evidente a tutti, perché prima di tirare il giocatore brasiliano attraversa metà del campo in corsa col pallone. Ecco perché il confronto serve e servirà per capire come sono state smarrite alcune potenzialità e per evidenziare le responsabilità e le competenze di tutti, dalla squadra alla società. Ognuno faccia il suo e lo faccia bene. Regola semplice che nell'ultimo periodo è andata, con rare eccezioni, persa. Ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.